Benvenuti a Cudis, il piacere della scoperta. Oggi parliamo della lingua siciliana, ovvero la lingua che non è un dialetto. Cudis è per la prima volta Cannavazzo. Non lo sappiamo, ma di certo sappiamo che Cannavazzi in giro ce ne sono tanti. La parola Cannavazzo è usata alla stessa maniera sia nella Sicilia occidentale che nella Sicilia orientale, perché i Cannavazzi sono equamente distribuiti in tutto il territorio. Quello che sicuramente stupisce è come mai Cannavazzo non viene usato nel resto d'Italia, visto che comunque in Italia i Cannavazzi non mancano. Che vuol dire Cannavazzo? Col termine Cannavazzo si definisce un soggetto che si esprime in maniera volgare comportandosi come un cannavazzo. L'etimologia della parola Cannavazzo è legata letteralmente alla parola strofinaccio, che serve per pulire le mani. Questo spiega per quale motivo torna in voga questa parola proprio negli anni 90, esattamente nel periodo di Mani Pulite, quando la magistratura arresta una serie di cannavazzi. Ci sono due livelli di cannavazzi: il cannavazzo e la bandiera di Cannavazzo. Un deputato che cambia colore facilmente è un cannavazzo, ma un deputato che cambia tantissimi colori senza alcuna remore è indubbiamente una bandiera di Cannavazzo. Come spesso accade, il termine viene sostituito con locuzioni italiane che però stentano a fornire la stessa forza del termine siculo. Volendo fare una sorta di traduzione, come abbiamo già detto, la parola Cannavazzo si può sostituire con la parola strofinaccio, ma immagina di dire a un tuo vicino di casa che butta la spazzatura dal balcone: scusa, ti pare giusto? Sei uno strofinaccio. Nessun vicino, essendo un cannavazzo, smetterebbe mai di lanciare la spazzatura dal balcone, ma se usi il termine siculo e dici: oh, se devi buttare la spazzatura dal balcone, buttate tu, cannavazzo. Ecco che il tuo vicino comincia a fare la differenziata. Come si direbbe in inglese cannavazzo? Forse T-towel? Forse to-rap? Non abbiamo fonti certe sull'utilizzo del termine all'estero, ma in Italia possiamo dire che anche Garibaldi, una volta arrivato a Palermo dal promontorio, guardando Nino Bixio, non disse la celebre frase «Nino, domani a Palermo», bensì «Cannavazzo, domani a Palermo». E fu così che il giorno dopo arrivarono a Palermo Garibaldi e i 1000 cannavazzi. Per far capire l'importanza del termine possiamo citare anche importanti avvenimenti biblici. Pare infatti che il racconto della cacciata dei mercanti dal Tempio venisse definita come la cacciata dei cannavazzi dal Tempio, e anche Ponzio Pilato, quando si trovò a decidere fra Gesù e Barabba, chiese: chi volete salvo, Gesù o Barabba? Come tutti sappiamo, fu scelto quel cannavazzo di Barabba. E quindi Cudis per la prima volta Cannavazzo. Non lo sappiamo, ma sappiamo che nella storia i cannavazzi ci sono sempre stati. Buonanotte e alla prossima puntata di Cudis, il piacere della scoperta.